Amici sportivi, il più cordiale buonasera, siamo qui con Manuel Caridi, attaccante del Villafranca Veronese. Ciao Germano, buonasera a tutti. Ciao Manuel, quando hai iniziato a tirare i primi calci al pallone? Ho iniziato all'età di 6 anni nel San Benedetto Aspi, Peschiera. Dove sei cresciuto come settore giovanile? Sono cresciuto nel settore giovanile del Verona, fin da piccolino fino alla primavera. A che età hai debuttato in prima squadra? Ho debuttato a 17 anni. Un compagno di squadra da cui hai imparato di più nella tua carriera? La persona da cui ho imparato di più e da quale c'era ancora da imparare è Jorginho, probabilmente. La partita più bella che hai giocato e il gol più bello che hai segnato? La partita più bella che ho giocato è stata San Monifacese Pordenone, eravamo entrambi alla vetta della Serie D, nella quale ho segnato un bellissimo gol nel 7. Un mister che ti è rimasto nel cuore? Il mister che mi è rimasto più nel cuore è stato Giovanni Colella nella primavera del Verona. Una partita che vorresti rigiocare? La partita che vorrei rigiocare è probabilmente, anzi meglio che vorrei giocare perché non ho giocato, è Cuneo Virtus Vecomp, l'ultima di campionato della Lega Pro e purtroppo siamo retrocessi. Perché hai scelto di venire a giocare a Villafranca? Ho scelto di venire a giocare a Villafranca per il primo motivo, perché era da diversi anni che doveva compiersi e alla fine per un motivo o per l'altro non si è mai compiuta. E poi avevo ricevuto molte chiamate, quando ho sentito Mauro e Samu Avanzi non ho avuto dubbi. Sappiamo che hai giocato nei professionisti. Quali sono le differenze rispetto a che giocare nei dilettanti? Se ce ne sono. La differenza che ricordo principale era la velocità di gioco. Mi ricordo che se in eccellenza magari hai tempo di stoppare palla, alzare e decidere che giocata a fare, in Serie D riesci a stoppare palla e devi decidere subito, in Lega Pro dovevi giocare di prima o se no erano già in tre su di te. Virtus Verona, San Bonifacese, Abano, Ripa La Fenadora, Dro. Alcune squadre dove hai giocato. Quali sono i ricordi più belli? Di ricordi ne ho tanti. Ricordo la Virtus Vecom come un gruppo fantastico e quindi ci metterei dentro anche il viaggio di fine anno con la squadra. San Bonifacese eravamo una squadra diametralmente opposta, ovvero una squadra costruita per vincere, quindi il clima spogliatoio era totalmente diverso, ma lo ricordo con felicità, quindi ricordi belli ne ho tanti. Tre compagni di squadra più forti con cui hai giocato insieme? Metterei Jorginho, Ernesto Torregrossa, che ora è al Brescia, e ci metto dentro mio fratello, Vale. Qui a Villafranca c'è un bel gruppo. Quali sono secondo te i fattori che hanno contribuito a creare un gruppo così coeso? Secondo me il gruppo dipende tanto dal tipo di persone che ci sono e ricordo un commento che ho fatto i primi giorni a Pippo Tanaglia, è stato che è pazzesco come in questo gruppo non ci sia nessuno che cerchi di far vedere quel che non è. Ognuno sembra genuino, semplice ed è una cosa che sinceramente mi ha colpito molto. Sappiamo che hai la passione per la chitarra. Quando ti è nata e perché ti piace? La passione per la chitarra mi è nata fin da piccolo perché in casa mia sono stato cresciuto con 10-12 chitarre che giravano per casa e il numero non è a caso. E quindi vedendo mio papà suonare, mio fratello, me la sono trovata tra le mani e poi mi piace perché è una maniera di esprimersi, come il calcio alla fine. Ti vedo con una bevanda che sembra mate. È proprio lui. Ci spieghi meglio cos'è e perché ti piace? Il mate è un tipico tè argentino, lo fanno praticamente tutti i giorni e mi piace perché l'ho fatto tante volte, perché non credo esista una persona al mondo che prova il mate per la prima volta e gli piace al primo istante. Mi piace molto perché è una forma anche questa di compartire il momento, i pensieri, le emozioni e da quando sono arrivato piace molto anche ad alcuni compagni. Sappiamo che sei stato un periodo in Spagna per motivi di studio. Come l'hai trascorso questo periodo? È stato un bellissimo periodo costruttivo perché trovarsi all'estero con tutto da organizzare a partire dalla casa, l'università, è senz'altro una situazione che ti stimola e tra l'altro senza neanche sapere la lingua e quindi mi sono ritrovato in una situazione alla quale non ero abituato ma era proprio quello che cercavo e quindi
tutto sommato sono molto contento della mia esperienza. Andiamo fuori binario sportivo. Vinci un viaggio e devi portare con te un compagno di squadra. Chi porti e dove lo porti? Mi piacerebbe pensare a me stesso, ma bisogna essere altruisti nella vita e quindi vado con Eluan negli Stati Uniti. Visto che lui deve andare, il suo inglese ancora è scarso, lo vado ad aiutare con la lingua. L'ultima domanda, cosa ti senti di dire ai tuoi compagni di squadra che stanno guardando il video? Vamos chicos, que si ganamos vamos todos a hacer fiesta en Granada. Manuel, io ti ringrazio perché sei una persona simpatica, spontanea e sicuramente Grazie, col tuo arrivo hai portato veramente allegria oltre che qualità all'interno della squadra. Quindi io ti faccio un grande in bocca al lupo da qui alla fine del campionato e anche da un punto di vista personale per la tua laurea. Grazie Germano.